tram con uso dello spray urticante, denunciati 6 giovani, 5 sono minorenni fermati dalla polizia in stazione a Padova, l'autista ha dovuto evacuare il mezzo. Un altro minorenne sempre a Padova arrestato per essere scappato dalla polizia locale guidando un'auto a folle velocità in tangenziale. Il video shock dell'aggressione alla loro coetanea aveva fatto il giro dei social, individuate e denunciate a Spinelli e Baby Bull le protagoniste della violenza. 36enne camionista bellunese mette di traverso il suo tir sulla Val Sudana bloccando un'auto che procedeva contromano, il suo istinto ha evitato il peggio. L'ex-man in Polesi nella procura di Rovigo chiude le indagini sugli attacchi ai Velux, 7 gli episodi contestati al 52enne padovano indagato. A Vicenza il funerale del risparmio veneto organizzato dalle associazioni di Feder Contribuenti ed Ezzelino da Onara nel Mirino, il crack di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. In tutto il Veneto manifestazioni, cortei dei metalmeccanici, il grido di senza contratto si sciopera nella Marche Timori per Berco e Brecon. L'Amerigo Vespucci a Venezia, oggi l'apertura al pubblico e migliaia per visitare lo storico vascello della Marina Militare Italiana che resterà in laguna fino a lunedì. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque la cronaca in primo piano, rissa in tram con uso dello spray urticante, denunciati 6 giovani, 5 sono minorenni e sono stati fermati dalla polizia in stazione a Padova. L'autista ha dovuto evacuare il mezzo. Ancora una volta minori, tutti giovanissimi, 15 anni appena, hanno creato momenti di tensione e paura all'interno del tram diretto al capolinea della Guizza. Spray urticante spruzzato nel vagone, nel parapiglia di una rissa tra 6 ragazzi, 4 minori stranieri non accompagnati, un 15enne e un 20enne padovani. Martedì sera l'autista è stato costretto a bloccare la corsa del tram alla fermata Eremitani per far scendere tutti i passeggeri. Nel trambusto anche il gruppetto di teppisti si è dileguato, ma i poliziotti delle volanti impegnati nei controlli della zona rossa in stazione, contattati dall'autista del tram, hanno individuato poco dopo i violenti. Il fatto è gravissimo, ciò che è accaduto, parliamo di incolumità, sicurezza del trasporto pubblico, è accaduto intorno alle 20:30 in città con degli utenti appunto che usufruiscono di questo servizio pubblico. La gravità non solo della rissa, c'erano circa 10 passeggeri, ma anche poi utilizzare questi spray urticanti che assolutamente non possono essere, non vanno spruzzati in ambienti chiusi come appunto può essere il tram. Portati in questura e identificati, i 6 giovani sono tutti noti alle forze dell'ordine. Un 15enne padovano già segnalato per rapina e spaccio di droga e furto, un 16enne egiziano per rissa e interruzione di pubblico servizio, 2 quindicenni nordafricani per violenza privata, rapina, rissa e porto di oggetti atti ad offendere, un 15enne rumeno per furto, rapina e lesioni, il sesto è un 20enne che ha precedenti invece per minaccia, rapina e spaccio di droga. Tutti e 6 sono stati denunciati. Siamo ancora nella devianza, però ci metto il punto di domanda. È chiaro che essendo minori, ragazzini, bisogna dargli tutte le opportunità affinché possano interrompere questo ciclo violento che li porta alla devianza e che non diventino poi dei veri e propri da devianza delinquenti o criminali. Andiamo nelle scuole, facciamo percorsi di legalità, cerchiamo di rendere consapevoli i giovani, i ragazzi sul disvalore della propria condotta e quindi sul rispetto delle regole. Tanto si fa, però occorre in questi casi anche dimostrare fermezza, interventi decisi, ma anche nello stesso interesse di questi giovani, perché poi prima o poi il conto arriva e quando arriva probabilmente hanno già cercato di rimettersi sulla retta via, ma è troppo tardi. Un altro minorenne è stato arrestato per essere scappato dalla polizia locale guidando un'auto a folle velocità. Un inseguimento a folle velocità lungo la tangenziale a 150 km/h. Il conducente non si era bloccato all'alte della polizia locale, ferma in circonvallazione ovest per dei controlli. Quando dopo 15 km di corsa sfrenata gli agenti fermano l'auto, la sorpresa è maggiore. Alla guida c'era un ragazzo di appena 16 anni, ovviamente senza patente. Si tratta di un minorenne di etnia Sinti, residente in un campo rom della città, già noto alle forze dell'ordine, come la sua famiglia, più volte indagata dalla procura
procura per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori per non aver mandato i figli a scuola. Il sedicenne ha cercato di opporre resistenza ed è stato arrestato e trasferito nel carcere minorile di Treviso. Individuate tutte le 6 babybulle autrici del violento pestaggio di Spineo dello scorso 15 marzo. L'invito del primo cittadino in municipio alle bulle e alla vittima insieme alle rispettive famiglie. Individuato tutto il gruppo delle babybulle autrici della violenta aggressione ai danni di una loro coetanea pestata selvaggiamente a metà marzo scorso in pieno giorno con una barbarie senza precedenti sotto al porticato di Piazza Fermi a Spinea. Si tratta di compagni di classe e di scuola, sarebbero tutte residenti a Spinea, 6 ragazzine, tutte minorenni di età compresa tra i 12 e i 13 anni fino ai 15-16. Il pestaggio come spedizione punitiva ideata dalla bulla con piumino rosa, secondo cui la vittima avrebbe dovuto ricevere una lezione per non aver speso parole di lode nei suoi confronti con altri amici e compagni di scuola. Infatti nel video la sua voce si sente chiaramente. «Mi hai sparlato», le dice più volte mentre la prende ripetutamente a schiaffi. Mi hai sparlato? Mi hai sparlato? Mi hai sparlato? Mi hai sparlato? Allora perché dicono di sì? Tu mi conosci? Dagli inquirenti carabinieri di Spinea bocche cucite sull'indagine, così pure dal primo cittadino, che però si rivolge alla vittima del pestaggio. Alla ragazzina aggredita dico che si è comportata in maniera splendida, non ha reagito. Il video shock girato proprio da una delle aguzzine, il sindaco si rivolge anche a loro. Alle ragazzine invece che hanno commesso questa aggressione dico che con la violenza non si risolve niente. Dico che bisogna imparare a discutere, a rispettare gli altri e avere un comportamento corretto. Ci sono delle regole, la discussione può esserci, ma deve essere sempre nei limiti della correttezza e senza mai usare la violenza nei confronti di nessuno. Sindaco che si dice propensa ad accogliere le babybulle e la giovane vittima con le rispettive famiglie in municipio per un confronto, se possibile, di riappacificazione. A tutte queste anche ragazzine, anche quelle che hanno commesso il fatto, per diventare migliori, per migliorare, perché questo è il nostro obiettivo. Da istituzione e da adulti dobbiamo insegnare. Ed ora parliamo del crack delle popolari, mobilitazione organizzata da Federcontribuenti e Dezzelino da Onara per far luce sui crack bancari in piazza Vicenza. I contribuenti con fiaccole bare che celebrano un simbolico funerale del risparmio e chiedono i risarcimenti per noi. Proprio lì in piazza ci sono la nostra Luisa Bertini e Simone Squarcina. Luisa, buonasera. 100 milioni. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Campomarzo perché a 10 anni dal crack dalla Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, 2 associazioni, Federcontribuenti e Dezzelino da Onara, hanno dato appuntamento qui a tutti i risparmiatori che da 10 anni lottano per le conseguenze avute appunto da questo crack. Hanno inscenato questo simbolico funerale del risparmio partendo proprio qui da Vicenza, lanciando anche un appello alle istituzioni. Noi partiamo dal funerale per una resurrezione, visto che siamo anche vicini a Pasqua. Abbiamo il timore che adesso a maggio, quando la Cassazione si esprimerà, non escano comunque novità e siamo a 10 anni, la prescrizione totale e chi ha avuto e chi ha dato. Perciò quello che noi chiediamo, visto che i commissari liquidatori e i tribunali fallimentari non sono riusciti a dare delle risposte e a creare la possibilità dei risarcimenti alle famiglie e alle aziende che sono state comunque derubate da queste banche, perché i soldi sono stati derubati, che sia chiaro, chiediamo che venga annullato tutto ciò che è stato fatto finora e si riparta da capo con una commissione parlamentare seria e si vadano a recuperare i centinaia di milioni che ci sono. Voi partite qui da Vicenza, ma questa è semplicemente una prima tappa perché poi andrete anche in altre città. Sì, abbiamo previsto di fare naturalmente Treviso, che è la sede della Veneto Banca, e poi anche Padova, perché questo è il triangolo magico dei derubati. Io ringrazio Marco Pacagnella di Federcontribuenti per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie Grazie davvero.
Alla nostra collega, grazie anche a Simone Squarcina per la parte tecnica. Noi ora andiamo avanti con la cronaca. A Sandrigo, un'azienda specializzata nella produzione di monili in argento è stata presa d'assalto dai banditi. L'intervento tempestivo di una guardia giurata ha permesso di sventare il colpo, molti però i danni. E ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per rintracciare ed arrestare gli autori di quello che è stato un vero e proprio assalto ai danni di un'azienda di metalli preziosi di Sandrigo. Un comando probabilmente dell'Est Europa composto da 8 persone che poco prima di mezzanotte ha tagliato la rete di recinzione posteriore del capannone di via Galvani della Paco SRL. I banditi però sono stati sorpresi dall'arrivo di una guardia giurata. Ne è nata una vera e propria guerriglia sulla strada. Tutti incappucciati e avevano forzato le porte, distrutto le porte blindate, entrati e all'interno avevano già razziato quello che riuscivano a trovare mettendo su dei sacchi. E l'arrivo della guardia probabilmente ha bloccato la situazione, hanno lasciato i sacchi, sembra quasi tutto all'interno, sono scappati fuori e nel frattempo hanno ingaggiato una piccola battaglia fra loro e la guardia all'esterno, lanciando verso la guardia i fumogeni, creando una barriera e in più lanciando quello che avevano a disposizione, sassi, picconi, grimaldelli. Alla fine i malviventi hanno dovuto lasciare sul posto la refurtiva composta soprattutto da catename in argento. Il piano prevedeva la fuga tra i campi con una carriola già pronta per trasportare il malloppo. Un brutto segnale anche per le aziende della zona artigianale, già oggetto di episodi simili nel recente passato. Sì, avevano già preparato la carriola per caricare probabilmente quello che portavano via. Non è la prima volta e scappano sempre di lì, arrivano di lì. Quella è una zona molto pericolosa per noi. Questo è più di 20 anni, siamo qui, è già la 6ª volta questa. Hanno fatto il giro del web le foto postate da Sara De Bastiani, autotrasportatrice di Fonzaso, 36 anni, che ieri agendo distinto ha messo di traverso l'auto articolato che stava guidando per bloccare una Fiat 500 che procedeva contromano. Il gesto della coraggiosa camionista ha evitato il peggio. È accaduto ieri mattina lungo la Valsugana all'altezza dello svincolo Marter fra Borgo Valsugana e Levico Terme. La figlia dell'anziana che guidava la 500 ha telefonato alla camionista per ringraziarla. Fortuna che ogni tanto non ragiono ed è andata bene, ha scritto Sara De Bastiani su Facebook, stigmatizzando tra le righe ore e ore di corsi per gli autisti dei camion, quando ha puntualizzato quelli che non ne hanno più bisogno sono gli automobilisti. Sara De Bastiani lavora per un'azienda bolzanina di Anterselva che si occupa di gestione forestale. La Procura di Rovigo ha chiuso le indagini sugli abbattimenti di 7 autovelox nel Polesine, per i quali è indagato il 43enne padovano Enrico Mantoan, accusato di danneggiamento aggravato. I raid contro i rilevatori di velocità avevano destato una particolare eco nella provincia rodigina, una decina dal 2023, ad opera di quello che sulla stampa era stato ribattezzato Fleximan, rimasto una sorta di primula rossa fino a quando i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Sono 7 i casi per i quali la Procura ha accusato l'uomo, che secondo i magistrati avrebbe agito in concorso con ignoti, recidendo con uno strumento da taglio più autovelox siti lungo le strade statali, regionali e provinciali. Le indagini delegate dalla Procura ai Carabinieri di Adria, con accertamenti sui luoghi e varchi, investigazioni di natura tecnica e riscontri su tabulati delle celle telefoniche, hanno portato a restringere il campo dei sospetti sul 42enne. Sciopero di 8 ore, corteo in centro a Treviso per la manifestazione dei metalmeccanici di CGIL e Cislowil per il rinnovo del contratto. Oltre 1 migliaio di lavoratori e lavoratrici del settore metalmeccanico della Marca in strada per la manifestazione partita da via Roma è arrivata fino in piazza Borsa. Alta l'adesione allo sciopero nei siti produttivi della provincia, con una media tra l'80 e il 90%, con punte anche del 100% come alla Berco. E sono stati proprio i rappresentanti dell'azienda di Castelfranco ad aprire il corteo insieme ai colleghi della Breton, lavoratori che chiedono certezze per il futuro. Abbiamo un incontro prossimamente nel quale è ancora aperta la discussione a riguardo gli incentivi e possibili esuberi, come si può ricollocare anche eventualmente le persone che sono nel sito di Vedelago. Preoccupati sia per il lavoro in fabbrica, noi non sappiamo qual è il nostro futuro a questo momento.
Fine aprile scade la cassa integrazione e non ci sono novità. Contratto, urlano i manifestanti. Quello del rinnovo contrattuale è infatti il motivo che ha portato in piazza i sindacati, tema che in Italia interessa 1,5 milioni di lavoratori, 40.000 nella sola provincia di Treviso. Questo è il terzo sciopero che facciamo da 8 ore. Siamo di fronte al fatto che la trattativa per il rinnovo del contratto, che è scaduto a giugno 2024, non è ancora iniziata. Abbiamo Federmeccanica che sostanzialmente congela il tavolo di trattativa, rilancia con una contropiattaforma sua e sostanzialmente non vuole aprire nessuna discussione con la piattaforma votata dai lavoratori e dalle lavoratrici. Un settore, quello metalmeccanico, tra luce e ombre, che paga l'attuale congiuntura economica ma ancora con grandi potenzialità, da qui la necessità di ridare ai lavoratori la sicurezza dell'impiego. In questa provincia l'uso della somministrazione, l'uso dei contratti a termine è praticamente scappato di mano, c'è un utilizzo al di fuori di quello che possono essere le normali condizioni in termini di incremento della produzione. Al centro della trattativa per il rinnovo del contratto il ripristino dell'adeguamento salariale e la settimana corta. Dobbiamo smollare una Federmeccanica che è ancora dentro un freezer e pensiamo che questo tipo di iniziative li convincano che c'è la voglia di fare un lavoro insieme, però ci devono convocare, dobbiamo avere un tavolo di trattativa perché ad oggi non c'è neppure quello, quindi siamo ancora in alto mare. Domani in fiera a Padova i big della Lega per l'ultimo appuntamento prima del congresso federale previsto a Firenze il 5 e il 6 aprile. Sarà il segretario veneto Alberto Stefani ad aprire i lavori domani in fiera a Padova per l'ultimo appuntamento della Lega in vista del congresso federale di Firenze che ha alle porte e che dovrebbe confermare Matteo Salvini, segretario. Una giornata dal titolo eloquente, tutta un'altra efficienza, la sfida dell'autonomia, e quindi ad inaugurare la giornata sarà proprio il discorso di Stefani, che alla Camera è il relatore del progetto di legge per l'autonomia differenziata e nell'atteso congresso del Carroccio è anche autore della mozione identitaria. A Padova, nel padiglione della fiera, sono attesi 2000 leghisti da tutta Italia, prevista la presenza dei ministri Matteo Salvini e Roberto Calderoli, dei governatori del Nord, oltre a Luca Zaia, Attilio Fontana per la Lombardia, Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia e Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. L'intervento del leader leghista Salvini chiuderà i lavori, c'è attesa di sentire quali altri temi affronterà, soprattutto in Veneto, dove la questione chiave che segna i rapporti tra la maggioranza di governo resta quella del terzo mandato del governatore uscente Luca Zaia. Per tutta la giornata, dopo l'arrivo di ieri sera dell'Amerigo Vespucci a Venezia, la città ha partecipato ad una grande festa. La nostra emittente ha seguito in edizione straordinaria questo bellissimo evento. La tappa di Venezia è la seconda del tour mediterraneo Vespucci. Quando nave Vespucci entra in un porto non entra solo una nave, entra proprio l'Italia e quindi fa vedere quali sono la nostra caratteristica, le nostre tradizioni marinare e soprattutto porta con lei tutte le eccellenze italiane. È arrivata ieri sera al tramonto quasi a voler evitare la folla, ma comunque al suo passaggio davanti a San Marco tutta Venezia si è fermata per godere la magia e l'incanto dell'arrivo della nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci, il mitico veliero, tornato a casa dopo aver girato il mondo, e oggi l'abbraccio di tutti i veneziani in una mattinata intensa e carica di emozioni che vi abbiamo raccontato in diretta. Un'emozione fortissima. Abbiamo provata ieri pomeriggio al tramonto, arrivare in una cornice meravigliosa come quella di Venezia, una città storica, più storica di nave Amerigo Vespucci. Abbiamo visto Piazza San Marco che si è fermata, c'erano i flash delle persone che ci fotografavano, questo è stato il più bel saluto che potessimo avere. Fino a domenica decine di migliaia di persone potranno visitare la nave che ripartirà poi lunedì. Questa mattina l'inaugurazione con l'inno di Mameli eseguito dalla fanfara della Direzione Marittima del Nord e il motto "Non è colui che inizia ma colui che persevera" della nave scuola, quasi a voler
elogiare la costanza e la determinazione e a lanciare da Venezia un abbraccio di pace. L'Amerigo Vespucci da sempre è l'immagine dell'Italia nel mondo, è stata una nave che ci ha permesso di riallacciare i rapporti con tantissime nazioni che per un po' di tempo non erano state visitate da una nave militare. Abbiamo raccolto tutte le remiere, i circoli di vela, tutte le marinerie di ogni genere, tutti sono invitati a venire anche con la loro barca personale. Faremo un saluto, partiamo da Punta della Dogana, facciamo una regata qui vicino. Tantissimi visitatori nella prima giornata veneziana dell'Amerigo Vespucci. A Venezia è stato allestito anche il villaggio in Italia, che è il luogo di racconto del tour mondiale del veliero. Arrivare a bordo di una nave così è interessantissimo, oltre che commovente. Io sono un vecchio, forse l'ultimo marinaio del Cristoforo Colombo. Io sono qua perché mio papà, ufficiale di marina, fu imbarcato negli anni 50 e anche io salì da piccolina sul Vespucci, quindi smetto di parlare perché sennò mi commuovo. Cosa vi piace dell'Amerigo Vespucci? Qual è il motivo che vi ha fatto arrivare fino a qui? Beh, affascinante, imponente, è un orgoglio poi per noi italiani. Prima volta che salite sull'Amerigo Vespucci? Sì, è la prima volta. Come che vi è venuta questa idea? Perché è una bellissima esperienza da fare, la consigliamo a tutti quanti. E adesso che siete saliti, che impressione avete? Io rivivo un'emozione perché ho fatto diversi anni a bordo e quindi diciamo che i miei colleghi e amici mi hanno chiesto di organizzare questa cosa e eccoci qua. E la Vespucci credo abbia portato questa grande immagine non solo della Marina Militare Italiana ma anche dell'Italia stessa in giro per il mondo, dando un'immagine anche a noi che siamo marinai ormai tardivi, un'immagine veramente molto forte che rimarrà nel cuore. Rivedere il Vespucci, a parte la fama che ha, per noi è sempre un ritorno a casa, è un grande entusiasmo. Da dove venite? Azzano Decimo. Azzano Decimo tutti. Sì. Com'è stata questa visita? Bellissima. Stupenda. Dimmi, Emi. È stato il bambino più piccolo a salire per primo. Sì. È vero. È stata un'emozione? Sì. Com'è stata questa visita? Beh, bello, qualcosa che non si fa di solito nelle scuole, qualcosa di originale. E cosa vi ha colpito? Mi ha colpito come hanno tenuto autentico tutto l'insieme. Il Vespucci viene frequentemente qua nel porto di Venezia, ma come non venire qua d'altronde? Una città che l'accoglie sempre con tanto calore da parte della popolazione e delle istituzioni. È un'emozione, il coronamento che mi ricorda il sogno di una vita, salire sull'Amerigo Vespucci, sì. Perché da quanto la segue? Ma io l'ho sempre vista fin da bambino, è l'icona della bellezza del Made in Italy. Che impressione hai avuto? Unica, sempre stato raccontato da mio padre, questa proprio di famiglia, quindi insomma iconica, diciamo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.